Nicola Pozzo, Montecchio Precalcino tiene sempre un derby ad alta tensione, no? Sì, sì, anche questa sera è stata una partita difficile come ci aspettavamo. D'altronde il Tiene viene anche da due risultati molto positivi, la vittoria della Coppa Italia e anche la vittoria contro Breganze l'ultima partita. Quindi ci aspettavamo sarebbe stata una dura battaglia e siamo riusciti comunque a portare a casa un punto e visto come si era messa la partita siamo soddisfatti. Peccato perché comunque le nostre occasioni le abbiamo avute, ma portare a casa questo punto è stato importante. Ti faccio una provocazione, facciamo gli what if, no? Cosa sarebbe successo se Montecchio avesse giocato il primo tempo come ha giocato il secondo? Perché a me è sembrato di vedere proprio due squadre totalmente diverse in pista, con un Montecchio che non riusciva a perforare l'attenta difesa di Tiene molto alta, invece nella ripresa sono venuti proprio tre ceffoni per svegliare il miglior Montecchio, no? Diciamo che il secondo tempo è partito con quei due gol che abbiamo preso che ci hanno fatto male e lì abbiamo dovuto reagire. Siamo riusciti a mettere dentro il gol grazie a Riccardo che è entrato, è riuscito a mettere dentro il gol e lì è stato il punto di partenza per la nostra rimonta. Per quanto riguarda il primo tempo, io penso che il ritmo forse non era lo stesso del secondo tempo, ma d'altronde il secondo tempo dovevamo recuperare, quindi c'è poco da fare. Il primo tempo non potevamo tenere un ritmo come quello che abbiamo tenuto nel secondo tempo, volendo appunto fare il secondo tempo ad alta intensità. Quindi penso che il primo tempo abbiamo sbagliato, abbiamo fatto qualche errore, ma tutto sommato non abbiamo giocato male neanche nel primo tempo. Ci è mancato quel qualcosa in più per stare un attimo più attenti in difesa, per perforare la difesa del Tiene e quindi dobbiamo lavorare anche su questo. Ok, ultima domanda, proprio un flash, Nicola. Montecchio Precalcino, quarta in classifica, ci sono i playoff, dove Noi, vedremo la noi squadra? puntiamo a quello, speriamo di riuscire ad arrivarci, mancano 3 partite adesso, dopo questa mancano 3 partite. Noi siamo qui per mettercela tutta, per centrare l'obiettivo playoff e vedremo come andrà. Bene, ti ringrazio e Grazie buona a voi, serata. buona serata.